Bentrovati sportivi siciliani con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito parliamo del campionato di Serie D, ma parliamo anche di eccellenza e oggi in modo particolare approfondiremo il discorso riguardante il campionato di eccellenza perché abbiamo ospite qui in studio il capitano dell'Athletic Club Palermo, David Valenca. Ciao Davide, ben trovato. Ciao, grazie, buonasera. Complimenti perché insomma quest'anno l'Athletic Club Palermo sta regalando un sogno a tutti i palermitani. Sì, complimenti si devono fare in primis secondo me alla società che ha permesso di costruire una squadra di alto livello e poi sì, a me e a tutti i miei compagni, sia al mister, staff tecnico, perché stiamo facendo un bel lavoro. Rappresentate una città importante come Palermo, tra l'altro tu vieni da una bella esperienza di Ragusa dove addirittura hai vinto la Coppa Italia nazionale, quindi insomma spostarti da Ragusa a Palermo io credo che comunque ci hai un po' guadagnato. Con grande rispetto anche nei confronti dei tifosi ragusani, ci mancherebbe. Sì, sono stato 5 anni se non sbaglio a Ragusa, benissimi, poi l'anno scorso a Paternò mi hanno trattato sempre benissimi, infatti hai detto abbiamo vinto quello che non si vinceva in Sicilia da tanto tempo, quasi 20 anni, però questo progetto appena mi hanno presentato dall'inizio ho capito che avevo un piglio diverso rispetto a quelli che ho fatto, con tutto il rispetto. Stiamo già guardando la bella vittoria che avete insomma ottenuto nei confronti del Marsala proprio domenica. Un Marsala insomma che vi ha fatto sudare un po'. Sì, un Marsala È stata una partita molto difficile sotto questo punto di vista. Sì, per fortuna gli episodi della partita ci hanno aiutato, anche perché abbiamo giocato praticamente tutto il secondo tempo in superiorità numerica, poi abbiamo avuto pure un rigore a favore e quello ci hanno aiutato, ci ha messo la partita in discesa, come si dice, e siamo riusciti a portarla a casa. Davide, sarà un campionato sempre comunque molto difficile, ogni partita ha una sua storia, soprattutto nel campionato di eccellenza, quindi credo che dovete stare sul pezzo praticamente ogni settimana. Sì, possiamo dire anche che abbiamo avuto, non dico un calo perché un calo, i risultati non lo dicono. Perché no, infatti i risultati non sono per niente negativi. Abbiamo vinto 8, pareggiato 1, però probabilmente si potrà parlare di un calo di attenzione, un calo in queste settimane, infatti l'abbiamo visto perché a San Vitolo Cup abbiamo pareggiato, dove abbiamo, possiamo dirlo, approcciato un po' male, non dico male la partita. Le inseguitrici però non corrono. Però le inseguitrici ci sono sempre. Certo, le squadre dette inseguitrici, diciamole così, perché in questo momento siamo primi, infatti stanno inseguendo, sono sempre squadre ripiene di qualità, di giocatori di qualità, e che secondo me alla lunga verranno fuori per il potenziale e la qualità che hanno, quindi se noi abbassiamo un po' la guardia, secondo me sono squadre che ci possono raggiungere effettivamente solo se noi abbassiamo la guardia. Certo, ma io non credo che Filippo Raciti vi farà abbassare la guardia, anche perché per esempio le prossime settimane saranno importanti, soprattutto perché incontrerete Sciacca, l'Ascari Cefalù e poi ci sarà questo big match con il Città di Gela che non viene da un momento positivo. Sì, anche se non viene da un momento positivo, è sempre una squadra con giocatori di alti livelli che hanno vinto, di grande esperienza, che hanno vinto negli ultimi anni, hanno vinto praticamente sempre persone che hanno vinto sempre i campionati, quindi è una rosa di grandi esperienze. Però prima di loro abbiamo ancora Sciacca e Domenica, che ha un'altra squadra con grandi giocatori con grande esperienza, e stiamo lavorando bene queste settimane per affrontare al miglior modo possibile quella partita. Assolutamente. Come al solito vogliamo ricordare che noi parliamo anche di Serie D, che tu insomma hai frequentato tra virgolette con grande successo a Ragusa, sei stato un pilastro, avete vinto il campionato d'eccellenza, poi vi siete riconfermati appunto anche nel campionato nazionale dilettanti. Stai seguendo il campionato di Serie D? Sì, da quando l'ho fatto lo seguo con molto interesse perché ho pure conosciuti che giocano lì, amici che giocano in Serie D, mi piace guardare cosa. Vogliamo anche ricordare che giustamente David Valenca non è italiano, non è né spagnolo né francese, ma è portoghese. Tra l'altro Portogallo che è in continua ascesa, soprattutto nel calcio nazionale, no? Sì, Portogallo negli ultimi anni secondo me ha fatto un gran lavoro a livello di calcio giovanile. Nazionali giovanili, sì, tantissimo. A livello di calcio giovanile hanno puntato molto sulla formazione degli allenatori, sulla formazione anche a livello dei club, dei dirigenti, quindi quello alla lunga
e ora vediamo la Faccio una domanda cattivella, ma ti manca il calcio di casa tua? Sì, anche sì. Lo seguo pure. Certo, ci mancherebbe, guai se non fosse così. C'ho pure mio fratello che è allenatore in Serie D a Portogallo e lo seguo con molta attenzione, vero? Sì, è un calcio diverso. È un calcio diverso. Notevolmente diverso. Allora, dato che abbiamo già accennato il discorso riguardante il campionato nazionale dilettanti, partiamo subito con la Serie D. Si è disputata la sesta giornata del girone di andata, eccola qui la schermata con i risultati delle partite. Nissa che perde in casa contro il Pompei 2-0, pareggio tra Akragas e Scafatese FC, pareggio anche tra Licata e Nuova Igea Virtus 1-1 il risultato finale. Locri 1909 batte Sambiase 1-0, Siracusa Calcio batte Regina 1914 1-0, vittoria della Vibonese 2-0 contro la San Cataldese, sconfitta in casa invece per il Città di Aciriale 2-0 con il Città di Sant'Agata. Castrum Favara batte Paternò 1-0, Enna Calcio e Ragusa Calcio 0-0. Guardiamo anche la classifica, una classifica che vede in testa la Scafatese con 16 punti, 15 punti il Siracusa, con 13 la Vibonese Calcio, 10 punti per la Nuova Igea, 9 punti Regina 1914, FC Pompei e Locri 1909, con 8 punti Sambiase e Paterno Calcio, 7 punti Città di Sant'Agata e Castrum Favara, 6 punti per il Ragusa, Nissa FC ed Enna Calcio, 5 punti Licata, 4 punti per la San Cataldese, l'Akragas ed il Città di Aciriale. Guardiamo anche il prossimo turno perché si ritornerà in campo domenica prossima, domenica 20 di ottobre, Castrum Favara Nissa FC, Città di Aciriale Enna Calcio, Città di Sant'Agata Akragas, Locri 1909 Siracusa Calcio, Nuova Igea Virtus Vibonese Calcio, Ragusa Calcio Paterno Calcio, Regina 1914 Licata Calcio, San Cataldese FC Pompei ed infine Scafatese contro il Sambiase. Voglio parlare subito forse di questa crisi della Nissa, non so se sei d'accordo, una Nissa che forse avrebbe potuto fare un balzo in avanti con una vittoria in casa che purtroppo è mancata nei confronti del Pompei. È crisi oppure bisogna soltanto ancora un po' aspettare perché siamo in fondo soltanto alla sesta giornata? Si può parlare di una piccola crisi secondo me, perché con la squadra che ha allestito la Nizza, con tutto il rispetto per tutte le altre squadre del girone, è una squadra con nomi importanti, con giocatori abituati a fare queste categorie e di un modo avvincente, no? Giusto per farlo. Quindi penso che si può parlare di una piccola crisi, anche se domenica hanno affrontato un'altra squadra con gli stessi calciatori importanti per queste categorie. Certo. Quindi non parlo tanto di questa domenica, però magari delle domeniche Pompei, precedenti. tra l'altro, neopromossa così come la Nissa. Come la Nissa, sì. Hanno allestito rose importanti i vari Rizzo, De Luca, Di Piazza, in Pompei, sono 3 giocatori che sono abituati a fare Serie C, Serie D, quindi anche il Pompei è una bella squadra. Parlo forse nelle partite precedenti dove si aspettava un po' di più della Nissa, anche se hanno affrontato, se non sbaglio, già il Siracusa, hanno affrontato nelle prime 5 giornate. Hanno avuto un calendario non facile, però sottolineiamo anche che proprio ieri il presidente Giovannone insomma ha fatto una dichiarazione forte anche e soprattutto nei confronti della squadra, non tanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista dell'impegno. La cosa un po' mi sorprende perché in fondo sì, è Serie D, ma parliamo quasi di professionismo. Quindi evidentemente l'attenzione che in questo momento i giocatori hanno è un po' leggera? Non lo so, io non sono lì dentro per parlare dei compagni di lavoro, tra virgolette, però io da quello che so della Nissa, per esempio dell'anno scorso, quest'anno un compagno che giocava lì, e già era professionistico proprio a tutti gli effetti, quindi penso che quest'anno hanno fatto ancora un passo avanti, quindi è un livello proprio professionistico. È una Nissa che può tentare di entrare nei playoff secondo te oppure è ancora troppo prematuro parlarne? Secondo me con la rosa che hanno finora e con la disponibilità del presidente che conosciamo tutti che a dicembre se c'è bisogno di fare un ulteriore lavoro per rafforzare la squadra lo penso farà che sicuramente, non si tirerà indietro. È vero. Penso che la Nissa resta sempre una contendente ai playoff. Bene, ritorniamo in studio, abbiamo visto appunto le immagini della sconfitta interna della Nissa perché adesso dobbiamo parlare
parlare dell'Acragas. Perché dobbiamo parlare dell'Acragas? Perché è stata una settimana certamente molto tesa in casa Agrigentina, è andato via Rigoli, è tornato Lillo Bonfatto. Questa cosa un po', forse secondo me, spiazza anche comunque la squadra, e tu che sei un giocatore sai benissimo che gli equilibri, soprattutto quando poi si deve preparare una partita impegnativa come quella che è stata con la Scafatese. Sì, io conosco alcuni elementi che giocano lì e non aspettavo nemmeno un inizio del genere, perché se andiamo a guardare i nomi della squadra dell'Acres è una squadra di tutto rispetto. È vero. E anche nelle prime 2 uscite di Coppa hanno fatto benissimo. Hanno giocato anche bene, con Lillo Bonfatto in panchina. Esattamente. E poi il campionato, sappiamo tutti che è una storia completamente diversa rispetto alla Coppa. Quello purtroppo è un altro discorso. E quando i punti purtroppo vengono a mancare, il primo che soffre per norma è sempre l'allenatore. Però è vero. Poi giustamente lì col mister Rigoli si sarà rotto qualcosa dentro lo spogliatoio, anche perché io ho letto anche qualcosa che lui non era d'accordo su certe scelte tecniche. È vero. E da professionista giustamente si è messo da parte. Da lì un grande applauso al mister, perché se non si vede che non ci sono le condizioni, si è fatto un passo indietro. Ha fatto bene. Quindi è ritornato di nuovo in panchina Lillo Bonfatto, che ha curato tutta la preparazione e proprio le prime giornate del campionato. Sentiamoci le sue dichiarazioni insieme anche alle dichiarazioni del mister della Scafatese. È stata una partita, intanto volevo fare complimenti ai ragazzi, perché questa partita è tutto merito loro, perché hanno lavorato benissimo durante questa settimana e sapevamo l'importanza di questa partita. È vero che forse i pronostici ci davano contro, però noi siamo l'Agrias, i ragazzi sanno che ogni domenica dobbiamo dare questo atteggiamento, questa voglia, questa determinazione. È vero che a tratti abbiamo pure giocato bene, è vero che abbiamo affrontato, come dicevo prima, una delle migliori squadre del girone, però se noi ricordiamo, dopo che hanno pareggiato, noi all'ultimo abbiamo avuto un'occasione con il nostro attaccante di testa. Però siamo stati un po' sfortunati, però va bene così, mi è piaciuto l'atteggiamento e voglio precisare una cosa, voglio regalare questo pareggio, questo punto, tra virgolette, questa prestazione solo esclusivamente ai ragazzi, perché è merito loro. A me non piace parlare di alibi, però purtroppo in questa settimana c'è stato qualcuno che non è stato bene fisicamente, con febbre, eccetera, eccetera, eccetera. Devo anzi ringraziarli pubblicamente, perché si sono messi in campo, hanno lottato, hanno sudato fino a quando ce l'hanno fatta fisicamente. Però, ripeto, cosa è mancato? È mancato forse la determinazione di fare anche il secondo gol, perché in alcune ripartenze, in alcune transizioni potevamo anche fare il secondo gol. Io non ricordo sinceramente delle parate del mio portiere, sinceramente non le ricordo, poi forse voi mi potete anche smentire. È vero, abbiamo preso un gol dove potevamo essere un po' più scaltri, però purtroppo non posso rimproverare niente a questi ragazzi. Le mie squadre, partiamo dall'inizio, quando sono arrivato qua, avevo chiesto di una squadra di qualità, e ce l'abbiamo una squadra di qualità. È vero che forse manca qualcosina e la società piano piano sta vedendo se possiamo prendere qualcosa che faccia comodo all'Agrias, se non è ora può essere a dicembre, però dobbiamo pensare domenica dopo domenica, dobbiamo cercare di arrivare più lontano possibile, perché questa squadra ha bisogno solo vittoria, ha bisogno solo di stare bene, perché sono convinto che se stiamo bene possiamo dare ancora molto di più. Però forse oggi i ragazzi lo meritavano. Ma io accetto sempre il risultato del campo. Il risultato del campo è quello veritiero, le chiacchiere le porta il vento. L'Acragas ha fatto un buon primo tempo, ha avuto la fortuna di fare gol su una palla sporca, ha gestito bene. Noi il primo tempo siamo stati un po', dopo il gol non abbiamo avuto una buona reazione, mentre poi il secondo tempo penso che abbiamo dominato, abbiamo meritato il pareggio e va bene così. Abbiamo preso un punto su un campo difficile, ma l'Acragas la sua classifica è bugiarda, perché ha giocatori di qualità, ha giocatori importanti, quindi giocare contro questi giocatori è sempre difficile. Poi su un campo che per noi è difficile, perché noi abbiamo un campo diverso, però abbiamo fatto un grande secondo tempo.
Scafatese dunque che pareggia, insomma, ad Agrigento, campo difficile, probabilmente si resetteranno ulteriormente, quindi cercheranno di guadagnare più punti possibili per conquistare una posizione un po' più serena in classifica, perché credo che comunque abbia i mezzi. Sì, anche con il cambio allenatore, anche se poi non è un cambio, però un ritorno dell'allenatore porta sempre un'energia nuova nello spogliatoio. È vero, è vero. L'altra partita che un po' mi ha spiazzato è stata quella tra Licata e Nuova Igea Virtus. Di questa Nuova Igea Virtus ne parlano tutti bene, così come ne parliamo bene anche del Licata, che sta attraversando in questo momento un momento un po' più però ne uscirà, in discesa, però secondo me uscirà. Sei d'accordo? Sì. Licata e Nuova Igea che rappresentano probabilmente in questo momento quelli che tecnicamente hanno dei giocatori interessanti e tatticamente sono un po' da prendere con le pinze quando devi andarle a incontrare. Sì, assolutamente. Io ho avuto il piacere di giocare sia contro il mister Romano sia contro il mister dell'Igea, che ora mi sta venendo il nome. Sono squadre difficili da affrontare proprio per quello, perché esaltano i doti tecniche della squadra. È vero. E noi vediamo il Licata degli ultimi anni ha sempre fatto grandi campionati. Tra l'altro con la possibilità di tirare fuori anche dei giocatori importanti. Samaché per esempio, è un giocatore che poi ha fatto carriera. Rotlu Coreanis, che è un grande, per me uno dei migliori giocatori della Serie D. È vero. Il mister pure dell'Igea è stato a Citanova, ha fatto un gran lavoro. Sì. A Santa Maria di Cilento un altro grande lavoro. Se devo confessare, forse la squadra che mi ha impressionato di più nell'anno in cui avevo fatto la Serie D, contro cui abbiamo giocato a Santa Maria di Cilento, è stata la squadra che mi ha fatto una migliore impressione del gioco. È vero. È un allenatore che fa giocare molto bene le proprie squadre, quindi credo che dimostrerà anche quest'anno che a Barcellona si può anche pensare di agganciare forse i playoff? Ora la classifica dice di sì. Ora come ora sì. Io penso che alla lunga la squadra verrà fuori, perché qualitativamente è una buona squadra, il mister lavora benissimo e si prepara benissimo le squadre, e penso che si possano inserire perfettamente in quella lotta. È vero. Voglio farti vedere anche qualche immagine della partita tra Sambiase e Locri. Un Locri che vince addirittura fuori casa. Strano. Molto strano, perché la settimana precedente aveva perso in casa proprio contro la Nissa, ed è la dimostrazione, e questo penso che me lo potrai confermare tu perché ci hai giocato in Serie D, che ogni partita veramente ha una sua storia. E poi soprattutto lì, poi sempre un derby calabrese, sempre una partita forse sentita di più tra di loro, però sì, ogni partita in Serie D il fattore casa c'è, sì, però ogni partita, come si preparano le partite, la professionalità che esiste in questo campionato fa sì che ogni partita, sia in casa sia fuori, preparata al minimo dettagli, possa salire un risultato anche che non aspettavamo, come io per esempio non aspettavo che il Sambiase perdesse in casa. Infatti, quel rollino di marcia che aveva fatto in casa finora era tutto vincente, e quindi insomma, per me almeno non perdere, poi vincere un altro coppa, almeno e invece il Locri si è portato a casa 3 punti con pesantissimi, merito, e con grande gol pure. Questa cosa però ha un po' spiazzato molte squadre siciliane, perché non ci dimentichiamo che con il fatto che ci sono tantissime squadre siciliane quest'anno, mentre invece lo scorso anno non è successo, rischiamo insomma che qualche squadra siciliana abbandoni la Serie D. Il Locri per esempio era indiziato come squadra, non dico cuscinetto, ma con poche possibilità di salvezza, e invece... Invece sta confermando, perché ha giocatori di qualità, perché sono giocatori che circolano in Serie D, anche San Luca, Locri, circolano in quelle squadre lì. È una squadra di esperienza, con giocatori che hanno fatto sempre questo campionato. Sì. Però giustamente vedendo la rosa del Locri, paragonando con rosa delle squadre che stanno lottando per la manutenzione siciliana, le squadre siciliane non hanno niente di meno. È vero. Però giustamente possiamo vedere che la Ciriale non sta facendo tanto bene. Non sta facendo assolutamente bene quest'ultimo posto in classifica. La stessa cosa, e quindi magari aspettavamo un po' di più delle siciliane, un po' di meno ma delle siamo calabresi. Soltanto alla sesta giornata, diamo credito comunque alle società che cercheranno pian pianino di resettare, poi tu lo sai, a fine anno poi c'è un rivoluzionamento anche del quadro tecnico, e quindi non è escluso che molte società investiranno magari per salvare la posizione in classifica o altro. Questo lo potremo vedere soltanto da dicembre in poi. Parliamo del Siracusa, dai, parlami di questo Siracusa. È candidato alla vittoria, diciamolo pure. Per me è il principale candidato alla vittoria. Quindi fra Scaffatesi, Siracusa e Vibonese metterei pure? Sì, la Vibonese sì, perché è sempre lì a 3 punti, è una bella squadra. Questo Siracusa che ha speso
non dico tantissimo come l'anno scorso, ma ha speso tanto anche quest'anno, hanno investito insomma parecchio per il campionato di Serie D, l'anno scorso c'era il Trapani, quest'anno sulla carta dovrebbe essere la Scafatese, ma credo che il tasso tecnico che in questo momento il Siracusa ha in questo girone I è forse maggiore rispetto a queste due squadre calabresi. Sì, io continuo a ribadire che il Siracusa per me è la principale candidata alla vittoria finale. Alla vittoria finale, anche se la Scafatese ha una grande squadra pure, un grande organico, infatti alcuni di quelli giocavano a Siracusa l'anno scorso e hanno fatto un campionato che tutti gli altri gironi vincevano il campionato. Meraviglioso. Hanno battuto la Regina, che comunque è una squadra difficilissima, diciamolo pure. È una grande squadra, fatta da grandi giocatori, perché pure la Regina aveva all'inizio ambizione di salire, di lottare per vincere il campionato. Quindi pensi che abbiano un po' mollato? Non penso, è sempre presto per parlare, perché è sempre una squadra, e poi penso che la squadra come la Regina, quel nome Regina, la città, non si può mai tirare indietro. I giocatori non si possono tirare indietro, soprattutto quando giocano in casa, perché i tifosi che sono tifosi da Serie A, insomma, sono pronti a criticare notevolmente. Sì, lì è una realtà che non si può mai tirare indietro, come proprio Siracusa ad oggi, perché Siracusa abbiamo visto, io ho visto i video di domenica, c'è il pianone. È vero, è vero. D'altra parte sappiamo benissimo che investimenti hanno fatto, adesso è arrivato anche l'immagine di Walter Zenga, queste cose incidono poi in Serie D. Sì, anche il direttore sportivo abituato a vincere, Vignemi, che ha fatto un gran lavoro a Gubbia, la Leonzi ha fatto un gran lavoro. Conosciamo Davide, che salutiamo, è vero, grandissimo lavoro. Anche un allenatore forse alle prime armi, però sta dimostrando. Sì, ma faceva il secondo in Serie A. Infatti, quindi voglio dire, a prime armi come primo, però con l'esperienza, un bagaglio, forse ex giocatore proprio dello stesso Siracusa. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio 1-0 su calcio di rigore del Siracusa contro la Regina 1914. Il Siracusa ingrana la quinta e fa fuori la Regina per 1-0. Con Barbana infortunato, Turati si affida alla formazione del secondo tempo di Pompei con Falla, Sus, Baldan e Pistolesi davanti al portiere Iovino. A Quadro e Palermo a centrocampo, Di Grazia alle spalle di Maggio con ai lati Convitto e il giovanissimo Di Paolo. Regina con il 3-4-2-1 e il solo Barranco in avanti. Eppure la formazione Amaranto, oggi in maglia bianca, parte sparato con un pressing forsennato che tiene rannicchiato dietro il Siracusa, provando con conclusioni da fuori, come al 10° minuto con Barillà, il suo sinistro è parato da Iovino. Al 15° con Forciniti, il tiro centrale che il giovane portiere Reutuseo neutralizza con facilità. Il Siracusa si vede per la prima volta al 20° in contropiede con Di Paolo che si presenta davanti a Martinez, bravo però a mettere il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner c'è un netto mani in aria a Regina, l'arbitro non ha dubbi e calcio di rigore. E dopo le tante proteste al 23° si presenta sul dischetto Maggio che trasforma spiazzando Martinez che aveva toccato il pallone col piede di richiamo. Reazione Amaranto al 28° con Girasole, il colpo di testa è parato facilmente da Iovino. Si chiude così la prima frazione. Nella ripresa subito Siracusa al secondo con Convitto che si destreggia bene, alla fine il suo sinistro però risulterà di poco alto. All'8° pericolosa mischia in area aretusea con Iovino che perde il pallone, con i Reggini che ci provano in tutti i modi, ma alla fine il pallone si perde fuori. Al 12° ancora Amaranto pericolosi con Bachi e Crossa per Barranco, colpo di testa in tuffo dell'argentino che Sus con il petto neutralizza in angolo. Nel Siracusa entrano Candiano per Convitto e Longo per Di Grazia, proprio Candiano al 32° Crossa per Baldan che di testa però mette fuori. L'azione più pericolosa degli ospiti avviene al 35° con il cross di Urso per la testa di Rajkovic e Ragusa che si distende come può e colpisce il palo a Iovino battuto. Ultimi cambi azzurri con Sarao per Maggio e Puzzone per Di Paolo. Al fischio finale esplode il Desimone e la Curvanna in particolare. Azzurri adesso ad un solo punto dalla Scafatese fermata dall'Agragas per 1-1. Aretusei domenica prossima di scena in trasferta all'Ocri.
Complimenti dunque al Siracusa, sarà un percorso lunghissimo, vedremo cosa succederà nel corso delle prossime domeniche. Mentre invece abbiamo parlato poc'anzi del Città di Acireale, le cose non vanno tanto bene, perde in casa addirittura contro il Città di Sant'Agata 2-0. Diciamolo pure, è crisi oppure non è crisi secondo te? Perché i tifosi acesi insomma sono sempre col fucile puntato nei confronti della squadra, se sbaglia non ci pensano due volte a criticarla anche ferocemente. Sì, ma all'Acireale è già una crisi che viene dall'estate, perché se non mi ricordo male è stato un scossone lì a metà agosto, se non sbaglio, dove è andato il direttore, sì, c'è stato troppo trambusto, non c'è serenità. No, è quando non c'è serenità dall'inizio che non hanno potuto lavorare come si deve, quindi ora i risultati si risentono. Perché e come? Quando la situazione, l'ambiente non è stabile, lavorare sempre sulle fiamme non è facile. Poi la tifoseria come Acireale che non ti permette di sbagliare o magari ti permette un po' di meno rispetto a altre tifoserie, fa ancora peggio. Perché la cosa che ci sorprende in positivo è che la squadra comunque di Raciti arriva alla seconda vittoria consecutiva tirandosi fuori un pochettino anche dalla crisi, perché all'arrivo di Raciti insomma le cose sembravano disperate, poi alla fine 2 vittorie hanno rilanciato la squadra in classifica e hanno tranquillizzato probabilmente anche l'ambiente. Sì, ma ormai siamo abituati al mister Raciti che compie miracoli, è vero, miracoli sportivi. È vero. Sì, lì è un'altra situazione che dall'inizio non è stata mai serenità, perché c'è Sant'Agata c'è, Sant'Agata non c'è, si è saputo poi sì che sono venuti in i tifosi erano anche un po' abituati dalle precedenti stagioni, perché la squadra insomma è stata spesso e volentieri inserita nel gruppo dei playoff. Ritrovarsi all'ultimo posto in classifica non fa piacere. No, a nessuno, però lì poi c'è stato quel problema degli allenatori, quindi sono due società e 2 squadre che non hanno potuto lavorare serenamente da agosto, da luglio, mettiamo già quando abbiamo iniziato, quindi ora giustamente pare che anche con l'acquisto di alcuni giocatori di esperienza del Sant'Agata, parlo di stessi Catalano, Brugaletto, sono giocatori abituati a fare queste categorie, sono riusciti a prendere un po' di serenità. Io me lo auguro che Acireale, infatti oggi sta giocando il recupero con la Regina, speriamo che ritrovi pure la sua serenità e faccia un campionato al margine di quello che sta facendo. Io parto da un punto fondamentale: i tifosi acesi debbono dimenticare quei 2 anni storici della Serie B, perché è successo tanto tempo fa, il calcio è cambiato, gli investimenti nel calcio sono notevolmente diversi, perché quando il gruppo Acese arrivò in Serie B arrivò perché ci fu un impegno personale di alcuni presidenti che insomma investirono tantissimo. Adesso nel calcio sappiamo benissimo le sponsorizzazioni sono fondamentali e quindi bisogna dimenticare quello che è successo, il passato, e pensare che comunque il campionato di Serie D, se non stai attento ti ritrovi che poi non puoi più recuperare i punti per salvarti. O sbaglio? No, la grande differenza che io noto tra l'eccellenza e la Serie D è quella, perché quando iniziamo una spirale negativa è troppo difficile non riesci più a tirarti fuori, non riesci più a tirarti fuori. Abbiamo parlato poc'anzi della Vibonese, guardiamoci subito gli highlights, la vittoria 2-0 contro la San Cataldese, e poi voglio sapere se la San Cataldese può insomma fare un campionato tranquillo oppure no, perché insomma ci sono brutte acque per Pidatella, almeno queste sono le voci che sono arrivate nella giornata di ieri e anche nella giornata di oggi. Guardiamoci per intanto gli highlights. È iniziata Vibonese San Cataldese, squillace Simonelli, il cross in mezzo, il colpo di testa del numero 10 Giunta, che si era inserito perfettamente in area di rigore. Viene dentro Terranova, attenzione, Giunta, rete, la Vibonese in vantaggio. Al 18° del primo tempo ha segnato lui, Francesco Giunta. Vibonese 1, San Cataldese 0, ma che assist! Va tutto con calma la Vibonese. Favo prova a riorganizzare una nuova azione. C'è Terranova! Il gol
1-0 Vibonese, ma cosa ha fatto Pietro Terranova? Missile terra-aria dai 30 metri, palla all'incrocio dei pali, raddoppio della Vibonese. Il lancio in profondità, la verticalizzazione per Alagna, contrastato da Simonelli, prova il sinistro che finisce alto sopra la traversa. Fischietto in bocca, arriva il duplice fischio, può bastare così per il momento. Si va all'intervallo con la Vibonese avanti di 2 gol. Fischia l'arbitro, partito il secondo tempo di Vibonese San Cataldese. Si riparte con il rossoblu avanti di 2 reti. E attenzione adesso, occasionissima per la San Cataldese. Poi Alagna prova a conquistarla. Attenzione, Pietro Terranova, l'errore in difesa della San Cataldese. Terranova all'indietro per Simonelli, la conclusione quasi sulla linea di porta. Terranova nella posizione di esterno sinistro, l'assist filtrante per Simonelli, ma c'è fuori gioco, tutto vano. Terranova è un semplice cross in mezzo, ci arriva prima di tutti, poi sulla ribattuta Squillace in 2 tempi. C'è un fallo ai danni di Squillace, c'è il rosso per Ece Guyan, secondo cartellino giallo per l'argentino. La San Cataldese è in 10, ancora la Vibonese, ancora Cardinale, anzi Milazzo in area di rigore, Milazzo il destro, alto. Attenzione a Pisciotta, la conclusione, c'è la prima parata di Illy Pronti, viene avanti Aronica, la percussione, si allunga un po' la palla, la perde, poi commette falla, anzi no, l'arbitro dice che si può proseguire. Alagna dentro, palo, il palo di Maras e poi ancora Dolenti sull'inserimento di Cardinale, esce il portiere della San Cataldese, Galfano che va in sovrapposizione, Tedesco, la palla sul sinistro, la conclusione, palla al lato e arriva il fischio di chiusura del match. La Vibonese batte la San Cataldese per 2-0, gol di Giunta e di Terranova. Complimenti dunque a questa Vibonese che nessuno prende in considerazione, ma io già dall'inizio della stagione, caro David, l'ho sempre detto, guardatevi le spalle anche dalla Vibonese. Sto sbagliando? No, secondo Tra l'altro, insomma, Terranova ha dimostrato che, insomma, non è da tutti fare quei gol. Il piedino caldo. Ha il piedino caldo. No, la Vibonese forse di quest'anno gode di un statuto che non aveva l'anno scorso, perché mentre l'anno scorso l'hanno messa nelle 3 squadre, 4 squadre favorite a vincere il campionato, quest'anno forse non mi ricordo che nessuno abbia parlato della Vibonese come principale. Nessuno ne parla, infatti, nessuno ne parla e invece c'è la possibilità, secondo me, che possa diventare quasi una mina vagante, perché poi la devi andare a incontrare fuori casa e in casa. Perché poi camminare su queste onde dell'entusiasmo poi che si sta creando, senza la pressione di essere la squadra da battere, bravo. Secondo me quella è la miglior cosa. Si è un po' più sereni. Perché non dico che si perde la stessa cosa che vince, no, per carità, però giustamente non avendo quell'ambizione, avendo quella pressione extra di dover vincere tutte le domeniche come il Siracusa, io ora la scafatese perché sei guadagnato questa pressione. È vero. Incari proprio le partite con molta più tranquillità, magari quello fa uscire fuori le qualità dei giocatori. È andata male la tua ex squadra? Ha perso in casa contro la Castrum. Un campionato interessantissimo sta facendo Paternò. Sì, no, ma ci mancherebbe, complimenti alla squadra, ci mancherebbe. Però, insomma, se in casa giochi un derby con il Castrum Favara, forse sarebbe stato meglio quantomeno pareggiare, non perdere. Abbiamo parlato prima tra San Biasi e Locri. È vero. Che magari aspettavamo un Paternò in un bel momento di forma, perché ha perso solo con la Scafatese, che ci può stare. Senti, ci ha lasciato un po' il cuore a Paternò. Sì, mi piace, sono ancora ex compagni lì. Certo. I tifosi mi hanno accolto sempre benissimo, la gente proprio ci ha trattato come... I tifosi amano quella squadra, a prescindere se vince o se perde. No, infatti l'anno scorso noi a Paternò non abbiamo iniziato così tanto bene. Sono stati i primi che sono arrivati da noi, noi non ce l'abbiamo con voi, perché vediamo che voi la mettete tutte. Noi vogliamo solo tifare questa squadra, vogliamo solo Paternò. È la verità. E ci piace questa cosa, perché il tifoso deve anche pensare all'amore della propria squadra anche quando i risultati non sono positivi. Ci può stare. Guardiamoci questa vittoria proprio 1-0 della Castrum Favara contro il Paternò Calcio. Complimenti chiaramente anche a Pietro Infantino che ha portato via 3 punti pesantissimi.
via al racconto della sfida che vede il Paternò subito protagonista al minuto numero 6. Sanseverino da calcio di punizione pesca Greco e il suo tentativo finisce fuori di poco, così come il diagonale di Angelo Guida che sfiora il gol del vantaggio su assist perfetto del solito Sanseverino. Al 13° Paternò ancora pericoloso, calcio di punizione battuto da Asero, Greco colpisce male. Al 23° è la Castrum Favara a bussare dalle parti di Tosoni, calcio d'angolo battuto dalla Piana che pesca De Men tutto solo in area piccola e il suo colpo di testa finisce fuori di poco. E al 35° l'episodio chiave della sfida, la Piana riceve da passaggio del difensore e la mette all'angolino dove Tosoni non può nulla. Il suo è un gran gol, la Piana sblocca la partita e chiede scusa al suo vecchio pubblico. Il gol è una perla. Nel finale della prima frazione di gioco si innervosisce la gara, ancora la Piana protagonista, contatto con Puglisi, il direttore di gara, estrae il cartellino giallo al numero 23 rosso-azzurro. Il secondo tempo regala parecchie emozioni, la prima dopo appena 30 secondi, serpentina di Asero che in area di rigore viene atterrato da Mudasiro. Per il direttore di gara Zangara della sezione di Catanzaro nessun dubbio, dal dischetto si presenta l'ex Retucci che si fa ipnotizzare da Scuffia, il tiro è centrale, rigore da dimenticare che peserà sul ritmo della partita. Da quel momento in poi i ragazzi di mister Catalano si demoralizzano e iniziano a concedere alcune occasioni alla Favara, come quella di Mudasiro che da colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Qualche minuto più tardi da cross di Baglione raccoglie la Piana al volo, respinge la difesa del Paternò e poi Mudasiro spedisce altissimo. Intorno all'ora di gioco la Castrum Favara sfiora il gol del 2-0, rinvio di Scuffia per Baglione che trova la Piana, il suo suggerimento è perfetto per Palma che si invola verso la porta ma trova l'ottimo intervento in chiusura di Pappalardo. Il Paternò prova a reagire al 20°, sfiora il gol del pareggio con colpo di testa del solito Greco pericoloso dai calci d'angolo. Minuto 88, altro episodio chiave della sfida. Retucci colpisce a palla lontana un difensore avversario, il direttore di gara viene richiamato dal suo assistente ed estrae il cartellino rosso ai danni del numero 9 che deve dimenticare questa sfida. Nel recupero occasione per il Paternò, Papito ci prova dalla distanza ma il suo tiro viene deviato e la Castrum Favara nell'ultimo dei 7 minuti di recupero concessi potrebbe trovare il gol del 2-0 ma Tosoni compie un grande intervento sulla conclusione di Ouattara. Al triplice fischio è festa per la Castrum Favara con 3 punti fondamentali per il Paternò, cerchio riflessivo e voglia di cambiare subito il trend negativo con 2 sconfitte consecutive a partire dalla prossima giornata di campionato in cui i rossazzurri affronteranno il Ragusa. Castrum Favara che vince a Paternò, mentre invece finisce in parità lo scontro tra Enna e Ragusa. Anche lì insomma hai lasciato un altro pezzettino di cuore, no? La tua ragazza tra l'altro so che è ragusana. Sì. Attenzione perché comunque l'Enna forse dovrebbe puntare un po' più sulla continuità, non so se sei d'accordo. Sì, sono una società che non stava in Serie D, penso da tanto tempo. Da tanto tempo, quindi affrontare un campionato d'eccellenza a livello organizzativo principalmente non è mai facile. Sono due mondi completamente diversi. Però il gruppo dirigenziale è molto serio, il presidente Stompo sa quello che vuole, come lo vuole e perché lo vuole, perché rappresenta un grande capoluogo di provincia in continua crescita e questa potrebbe essere un'arma in più insomma per fare un campionato di Serie D interessante. Voglio chiudere il discorso di Serie D, nel frattempo stiamo vedendo le immagini appunto del pareggio 0-0 contro il Ragusa Calcio e ti chiedo, anche se siamo soltanto alla 6ª giornata di andata, neanche di ritorno, di andata, se dovessi, insomma, non dico puntare perché non lo dovrei mai chiedere una cosa di questa a un giocatore, se dovessi eventualmente giocarti un jolly, quale potrebbe essere la squadra che potrebbe impensierire il Siracusa? Perché, insomma, detta da tutti, dovrebbe essere la squadra in questo momento la favorita.
Sì, secondo me sì, anche come rose, come società, come città, come blasone. A chi lo dai questo jolly per giocarsi la possibilità di contrabbattere il potere del Siracusa? I numeri stanno parlando che la Scafatese oggi è la principale antagonista. Secondo me con la Rosega sarà la principale antagonista. Quindi sarà un discorso a due, in questo momento lo vedi molto a due. Sì, perché le altre squadre che io magari punterei all'inizio non si stanno confermando finora, sia il Pompei sia la stessa Nisse che poteva stare, la Vibonesi sta mantenendo più o meno, forse superando magari le aspettative, però non essendo queste 2 o 3 squadre che dovevano magari fare un altro tipo di campionato, penso che resterà a lungo una corsa a 2. È vero. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, parliamo dei 2 gironi del campionato di eccellenza e parlando di eccellenza, giustamente con l'ospite Davide Valenca, puntiamo i riflettori su questo Athletic Club Palermo. A tra poco, dopo la pubblicità. Secondo me solo Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci di nuovo insieme, siete con Penalty ogni settimana per parlare di calcio dilettantistico siciliano, lo facciamo chiaramente parlando di Serie D ma parlando anche di eccellenza nonché anche di promozioni di prima categoria, ma per quanto riguarda queste ultime 2 categorie il focus è su TVM Palermo ogni giovedì. Parliamo di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Subito con i risultati di questa giornata, la quinta che si è giocata giorno 13, Parmonbal batte Lascari Cefalù 2-1, Athletic Club Palermo batte Marsala 1912 2-1, Unitas Sciacca batte Accademia Trapani 2-0, Castellammare batte Partinica Audace 5-0, Don Carlo Misilmeri batte Casteldaccia 4-0, Città di San Vito Lo Capo batte Folgore Castelvetrano 2-0, San Giorgio Piana vincente contro il Città di Gela 2-0, così come il Super Giovane Castelbuono 2-0 contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Diamo uno sguardo veloce anche alla classifica dove troviamo al primo posto con 13 punti l'Athletic Club Palermo, 11 punti San Giorgio Piana, 10 punti Castellammare, con 9 punti Città di Gela, Parmonval, Don Carlo Misilmeri ed Unitas Sciacca, 8 punti Partinica Audace, 7 punti Super Giovane Castelbuono, con 6 punti Città di San Vito Lo Capo ed Accademia Trapani, 4 punti Marsala 1912 e Lascari Cefalù, 3 punti per la Folgore Castelvetrano con l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, chiude la classifica il Casteldaccia con 0 punti. Allora, battuta subito con questo Athletic Club Palermo che sta diventando la nuova realtà sportiva calcistica del nostro capoluogo di regione. Palermo sappiamo benissimo è in Serie B, ma c'è questo Athletic Club Palermo per come è costruito vuole lasciare un segno importante. Non so se sei d'accordo, adesso tu che ci sei dentro. Sì, si vede che la società vuole fare le cose per bene, ha un progetto importante, interessante, molto importante.
speriamo che nei prossimi anni possano raggiungere tutti gli obiettivi che hanno, però sì, ad oggi è una società stabile, una società che non ci fa mancare niente, una società secondo me pronta per altri palcoscenici. Avete vinto una partita, lo abbiamo detto già dall'inizio, contro il Marsala per 2-1, e a dimostrazione che questo campionato, anche se voi all'interno del gruppo avete giocatori di grande esperienza, è un campionato che bisogna giocarlo 2 volte per vincerlo, perché non è mai detta che la partita va verso un risultato positivo per voi che avete qualità e quantità. Sì, stiamo vedendo, io è la prima volta che faccio questo girone, sto vedendo che ogni partita, anche come la Serie D, ogni partita ha la sua storia in questo campionato. Abbiamo affrontato 2 trasferte dove abbiamo avuto difficoltà, sia a San Vito Lo Capo abbiamo avuto difficoltà perché ci hanno messo, grazie a una grande prestazione del San Vito Lo Capo, infatti mi hanno fatto una grande impressione. Hanno portato via un punto pesantissimo anche per la loro classifica. E anche noi, se dobbiamo dirlo, perché è stato, come si è messa la partita, è stato un punto importante anche per noi. Perché poi dipende sempre, che noi partiamo sempre per vincere tutte le partite, però poi giustamente dipende da come si mette. Perché ci sono gli avversari e in eccellenza ogni punto per la classifica diventa pesantissimo. Vincere non è mai facile, al di là della categoria, vincere non è mai facile. Condivido questa cosa, David. E quindi anche a Super Giovane Castelbuono siamo andati alla seconda giornata e abbiamo sbloccato la partita, anche se abbiamo giocato a una sola porta. Sì, però abbiamo sbloccato la partita al 60°. È vero, è vero. E anche questa stessa partita col Marsala in casa ci ha detto che tutte le squadre ci possono mettere in difficoltà. Poi voi da capolista, chiaramente, gli avversari se la giocano con più intensità, no? Perché battere una prima in classifica è sempre anche una carica personale per il gruppo che va a giocarsi una partita pesante contro l'Athletic Club Palermo. Sì, io credo che ogni squadra che scende in campo ogni domenica scende sempre per vincere, con che squadra affronta, però noi avendo anche giocatori di un certo tipo di spessore, non aver perso ancora una partita fino ad oggi può levare magari anche la squadra quando gioca contro noi ha un piglio in più di dire abbiamo battuto, siamo stati noi a batterli, però penso che ogni squadra quando scende in campo sia per vincere indipendentemente dall'avversario. È vero, è vero. Stanno andando malissimo le cose a Gela, 2-0 contro il San Giorgio Piana, complimenti alla squadra di Chinnici, ma questo Città di Gela, guardando la rosa, dico c'è qualcosa che non va. È arrivato Gaspare Cacciola, ci sono giocatori che hanno stravinto i campionati di eccellenza negli anni passati. Che cosa sta succedendo? Tra l'altro fra qualche domenica li incontrerete proprio a Gela, quindi lì sarà probabilmente anche un banco di prova, non soltanto per loro ma anche per voi. Sì, assolutamente, sarà una partita importantissima, una di tante che avremo fino a fine campionato, però sì, sappiamo che dovremo affrontare una grande squadra, per me è una grande squadra. San Giorgio Piana che con questa vittoria praticamente è seconda in classifica da sola, attualmente la vostra antagonista. Voi l'avete tra l'altro incontrata in Coppa, non dico soffrendo, ma è stata dura. Sì, assolutamente. A San Giorgio Piana è stata una partita abbastanza dura, abbastanza tosta, infatti l'abbiamo vinta, se non sbaglio, 92-93, in finale. A tempo praticamente scaduto. Fino a lì è stata una partita combattuta, forse magari un risultato giusto era probabilmente il pareggio, sì, noi all'ultimo siamo riusciti a portarla a casa, però è una squadra che è organizzata, che gioca bene, che è ben allenata dal mister, ha fatto una bellissima impressione, infatti i risultati stanno confermando. Può incidere che essendo da neopromossa questa squadra ha un entusiasmo alle stelle in questo momento, proprio perché è arrivata la promozione, vai a fare il campionato di eccellenza, ti scontri contro realtà importanti. Questo può essere il giusto quid per far sì che questo San Giorgio Piana può veramente durare tantissimo, quasi tutto il campionato? Sì, secondo me poi hanno allestito una rosa importante, hanno giocatori di qualità per la categoria, allegato a una società, da quello che ho visto io, una società solida, forte, anche di una comunità forte come la Piana degli Albanesi, che abbiamo visto l'ambiente che dove tra l'altro fanno i cannoli di ricotta più buoni del mondo. Dopo la trasferta siamo fermati. L'abbiamo assaporati tutti. È vero. È un ambiente difficile da contrastare, anche un campo che non è nelle migliori condizioni, è un campo ostico da giocare, quindi penso che principalmente in casa, dove faranno secondo me la maggior parte dei loro punti, però anche fuori, perché è una squadra
anche sono venuti a giocare settimana scorsa il ritorno di Coppa, una squadra abbastanza organizzata, con le idee ben chiare di quello che vogliono, e secondo me possono dire la sua alla lunga. Benissimo, noi ce l'auguriamo, perché quando ci sono nuove realtà che si portano avanti fa sempre piacere, soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico siciliano. Un plauso particolare va anche a mister Filippo Chinnici, che ha portato la squadra in eccellenza e che sta dimostrando di avere qualità e quantità, perché fa punti pesanti per una realtà piccola e giovane, come ha sottolineato Davide Valenca. Adesso voltiamo pagina, perché parliamo del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata la quinta giornata di andata, subito il tabellino dei risultati con la vittoria per 4-3 del Modica Calcio contro il Città di Misterbianco, 1-0 il Milazzo contro il Gioiosa, 2-0 del Real Siracusa Belvedere contro la Nebros. Imesi Atletico Catania 94 batte SC Palazzolo 2-0, Città di Avola batte Ionica FC 3-0, pareggio tra Leonzio 1909 e Città di Aci Sant'Antonio 1-1, Mazzarone Calcio Rosmarino 0-0 ed infine vittoria Leonfortese 0-0. Sguardo veloce anche alla classifica, dove troviamo in testa il Milazzo con 15 punti in compagnia del Modica Calcio, con 12 l'Imesi Atletico Catania, 11 punti Città di Avola 2020, 10 punti per il Vittoria. Con 8 il Città di Aci Sant'Antonio, 6 punti Nebros, 5 punti Leonzio 1909, con 4 Gioiosa, Leonfortese, Ionica FC e Real Siracusa Belvedere. Mazzarone infine con il Città di Misterbianco, l'SC Palazzolo e il Rosmarino chiudono la classifica con 2 punti. Partiamo subito da questo Modica 4-3 contro il Città di Misterbianco. Modica che insieme al Milazzo in questo momento sono in testa in questo girone B del campionato di eccellenza. È una gara a 2, oppure potrebbe esserci qualcun'altra squadra che potrebbe insinuarsi, per esempio l'Imesi Atletico Catania? Come vedi questa situazione in questo girone B? No, una corsa a 2 non penso, perché c'è anche l'Atletico Catania, c'è pure il Vittoria. C'è anche il Vittoria che è un po' in fase calante in questo momento della stagione. Secondo me non possiamo mai lasciarlo dietro, anche se domenica, se non sbaglio domenica c'è Modica e Atletico Catania, quindi già da lì possiamo anche capire. Può cambiare tutto. Infatti, perché con la vittoria dell'Atletico Catania. Queste sono le immagini appunto della vittoria 4-3, la squadra di Ferrara contro il Città di Misterbianco, un 4-3 che fa capire che se fai gol, come ha detto appunto il mister, alla fine i 3 punti ti riporti a casa, soprattutto nel campionato di eccellenza. L'importante è farne uno in più degli avversari. È quello pragmatismo che ci piace. È quello che ci piace, però è anche vero che ci sono gli avversari, per esempio il Città di Misterbianco deve fare punti per la sua salvezza e quindi si gioca la partita sino all'ultimo, poi però i livelli tecnici vengono a galla. Volto pagina, perché voglio fare vedere anche a questo punto la vittoria del Milazzo, che non dico inaspettatamente, ma con grande piacere, soprattutto per gli intenditori di buon calcio, si trova al primo posto in classifica con 15 punti, 5 vittorie che hanno permesso certamente alla squadra di Bognani di rappresentare la sorpresa sicuramente del campionato e chissà magari pensare ad una possibile promozione diretta. Una volta che sono lì, a me quello che mi sta colpendo del Milazzo è la sicurezza e la solidità difensiva. La continuità. E anche perché vincono tutte le partite, se non sbaglio, 1-0, 2-0, quindi hanno una consapevolezza dei propri mezzi, una sicurezza, non dico una tranquillità, però una solidità che a volte è quello che porta nei grandi risultati. Perché hanno fatto però una campagna acquisti prendendo molti giocatori che hanno già vinto il campionato di eccellenza. Franchina ne è un esempio, no? Quando tu metti dei giocatori che comunque quel campionato l'hanno vinto, credo che poi serva anche all'interno del gruppo ispirarsi alle gesta di questi giocatori, no? Sì, perché anche l'anno scorso hanno fatto i playoff con una buona squadra, quindi la società secondo me ha fatto un bel lavoro a puntellare la squadra con quello che magari ritenevano che mancava. Mi dai un'idea
di chi potrebbe vincere questo girone? Io non voglio offendere nessuno. No, non ti preoccupare. Modica, forse perché sono vicino a Ragusa. No, c'ho compagni in quasi tutte le squadre, amici in quasi tutte le squadre. No, non riesco ad oggi a dire perché... È un po' prematuro, effettivamente. Sì. È un po' prematuro. Sono convinto che bisogna aspettare ancora almeno Natale. Sì. Almeno Natale. Gli scontri diretti tra poco arriveranno, sono quelli che poi bilanciano anche il secondo momento della stagione, no? Poi a dicembre sappiamo benissimo ci sono dei rivoluzionamenti dettati anche dalla campagna acquisti. Bene, siamo quasi in chiusura, sono contento di averti avuto ospite, ogni volta ti vedo in premiazione ai Penalty Awards, non c'è stata mai invece occasione di vederti in studio, vedo che sei preparatissimo anche su un campionato di Serie D che tu attualmente insomma lo stai disputando, lo stai soltanto seguendo, vedo che comunque ti sei molto ambientato qui in Sicilia, penso che poi alla fine ti sposerai e rimarrai per sempre qui, oppure c'è questo feeling con il Portogallo che rimane sempre immortale, ci sarà sicuramente la famiglia però, no? Casa è sempre casa. Casa è sempre casa, bene. Allora in bocca al lupo per il proseguo della stagione, speriamo di rivederci presto perché così ci racconterai questo percorso di questa squadra palermitana che ambisce in alto, lo possiamo dire? Sì. Perché anche in società lo hanno affermato. Sì. E quindi non ci possiamo tirare indietro. Non vi potete tirare indietro. In bocca al lupo, grazie Davide Valenca, centrocampista dell'Athletic Club Palermo, ospite oggi all'interno della puntata di Penalty che si chiude qui. Noi ci vedremo la prossima settimana puntuali per continuare a raccontare questa stagione 24-25 del calcio dilettantistico siciliano. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 7 giorni.